Noi abbandoniamo temporaneamente la rassegna stampa, ora parliamo di un libro, eccolo qui, Stefano Vietina, l'autore nostro ospite, buongiorno. Buongiorno. Il libro si intitola Il ricordo e l'emozione a 30 anni dalle prime vacanze di Papa Giovanni Paolo II in Comelico e Cadore. Come nasce questo libro? Ma nasce da un incontro che ho fatto come giornalista con una signora che 30 anni fa cucinò per il Papa e mi ha raccontato appunto di queste prime vacanze del Papa nell'87, luglio dell'87, di questo suo primo incontro, di come appunto si avvicinò a questo grandissimo personaggio. Consideriamo che 30 anni fa un Papa che usciva dal Vaticano per andare a fare le vacanze era una cosa che è difficile da comprendere, quindi da questa prima esperienza sono andato a cercare le altre persone che lo hanno conosciuto, l'hanno incontrato quasi per caso, in un rifugio oppure ai bordi del bosco, in maniera improvvisa, e mi hanno trasferito l'emozione di quel momento. Giovanni? Ecco, a tal proposito sono i protagonisti, questi, le persone a cui lei faceva riferimento poco fa, i protagonisti di questo libro. Sì, i protagonisti sono proprio queste persone molto semplici, persone che durante il loro lavoro hanno incontrato un personaggio che poi ha cambiato la storia del nostro mondo. Consideriamo che il Papa polacco era il primo Papa che veniva da fuori Italia, è il Papa che ha creato le condizioni perché cadesse il muro di Berlino, quindi si concludesse una fase storica, quella della guerra fredda, e trovarselo ecco, al rifugio, offrirgli un tè, offrirgli dei mirtilli sotto grappa, poter parlare con lui, poter mangiare accanto a lui, come è successo a due semplici forestali che furono chiamati appunto a fare da commensali alla destra e alla sinistra del Papa, e quindi con lui parlarono del mangiare, parlarono delle famiglie, parlarono della bellezza dei monti. Ecco, è chiaro che tutto questo, riportato dalle parole dirette di queste persone, mi ha ricreato una grande emozione che io ho cercato di trasferire all'interno del libro. Ecco, a tal proposito ci sono anche delle cose inedite. Sì, ci sono, ho avuto la fortuna di trovare delle persone che fino a quel momento non avevano parlato della loro esperienza e che si sono fidate, poi considerato che sono passati 30 anni, hanno aperto i loro cassetti, mi hanno dato delle fotografie che sono veramente particolari, perché il Papa lo si ricorda tutti con la veste bianca, ma in una di queste fotografie lo si vede invece vestito proprio da montanaro, che mangia, che prende una minestra fatta appunto con i porcini del posto, e si vede il Papa con i pantaloni tirati su alla zuava, con le pedule che erano le sue, che usava anche in Polonia. E ecco, queste fotografie sono veramente delle cose che restituiscono l'emozione del tempo, così come anche i ricordi di queste persone. In particolare ce n'è uno che è la scalata sul Monte Peralba, che è il monte più alto su cui è stato il Papa. Il Papa se ne accorse nel momento in cui, arrivando in cima, vide la targhetta dell'altitudine, 2694 metri, lui che era un alpinista appassionato e che andava in Polonia sui Monti Tatra, il più alto dei quali però raggiungeva soltanto i 2600 metri. Ecco, lei ha scelto un modo di distribuire questo libro molto moderno, cioè via Facebook. Certo, questo libro diciamo che l'ho pubblicato con una mia casa editrice, quindi è un'edizione fatta in proprio, che poi ho distribuito ovviamente a Padova, dove vivo, nel Comelico, dove lavoro, e poi attraverso Facebook. Attraverso Facebook si è creata una rete molto simpatica, molto interessante, una rete di attenzione, per cui l'altro giorno mi è arrivata una foto da una signora emigrata dal Comelico e che si trova a Guadalajara in Messico, ecco, tanto per fare un esempio. Ma mi è successo anche di aver trovato, di essere stato chiamato dalla bambina che è ritratta in questa fotografia, che si è riconosciuta, è una ragazza, una signora di Marcon, che era in vacanza in quel momento, ha visto la fotografia, mi ha chiesto di poterci vedere e ci siamo incontrati, le ho dato la copia del libro. Ecco, abbiamo ancora 30 secondi, qualche altro aneddoto che le viene in mente, che lei ha raccontato in questo libro? Ma ci sono tanti piccoli particolari, come quello di un signore che trovò il Papa nelle Malghe su in Val Visdende, e in questo breve incontro di pochi minuti si accorse che Navarro Valls, che era il capo ufficio stampa del Papa, aveva scattato una foto. E, preso dall'emozione, tornò a casa e scrisse una lettera a Navarro Valls chiedendo la foto, e 2 mesi dopo gli è arrivata. Bene, io la ringrazio e le faccio i complimenti per questo libro. Grazie. Noi riprendiamo con la rassegna stampa.